Un'ampia vasca, un letto per il parto, ma anche una culla per l'eventuale assistenza neonatale. Al Cafoncello le nuove mamme con basso rischio potranno usufruire di un nuovo servizio. Già sono in tantissimi a chiedere di poter partorire in acqua. Guarda, mediamente noi ne abbiamo stimate circa un 250 annue, ma credo che una volta che sia partito questo servizio la realtà come numero andrà ad aumentare, quindi probabilmente ne avremo anche di più. Ma le novità per la sanità trevigiana non finiscono qui, perché da oggi è entrato in funzione il nuovo laboratorio di microbiologia che accorpa l'attività svolta in passato da 9 ospedali fra Treviso e Veneto Orientale. Tutti i servizi saranno connessi in tempo reale. Noi abbiamo puntato sul fatto di dare la risposta a tutti i pazienti, sia dell'ospedale di Vittorio Veneto come di Portogruaro, di San Donà o di Castelfranco nello stesso tempo. Il medico che è presente nel laboratorio di Conegliano o Castelfranco può vedere in diretta tutte le procedure che noi facciamo. Tempi ridotti quindi non solo per i medici ma anche per i pazienti che attendono i referti. Credo che i cittadini saranno tranquilli perché avranno l'esito degli esami molto prima di una volta. Abbiamo ridotto di 40 ore e poi saranno esami perfetti, ipercontrollati, quindi un vantaggio importante.